Eccoci nuovamente insieme, cari telespettatori. Allora, adesso dedichiamo questo spazio, richiedendo un po' la vostra attenzione, a raccontarvi una cosa molto importante. Ci sono dei cambiamenti in atto, c'è una legge molto recente, si chiama la legge 9 del 2024, che cambierà gli assetti dei servizi sociali. Cosa sono? Sono un termine per alcuni desueto, per alcuni molto importante come riferimento nell'ambito dei comuni, chi lo utilizza ne sa benissimo la valenza e l'importanza, non sono soltanto stranieri ma sono persone che hanno delle difficoltà, possono essere molto giovani o anche molto anziani, sono fondamentali, hanno un ruolo strategico. Cerchiamo di capire come funzionano adesso i servizi sociali e come andranno a cambiare a seguito di questa nuova normativa. Come andranno a cambiare per voi cittadini? E quindi abbiamo un ospite, un sindaco, una sindaca, che ce lo racconterà bene. Per i lavoratori, per chi ci lavora all'interno, sono molti e quindi abbiamo la rappresentanza di questi lavoratori, e poi per tutto l'assetto. Non è cosa di poco conto, so che può sembrare molto complicato, ma i nostri ospiti che ve li presento, e quindi ben ritrovato Ugo Aggiollo, che è segretario dello SPCGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Stefano Bagnara, segretario della funzione pubblica di CGIL Veneto, grazie anche a lei. Grazie a voi, buonasera. Gianfranco Pozzobon, ex direttore sociosanitario dell'USL3 di Venezia, buonasera. Grazie anche a lei, e grazie di essere con noi collegata al sindaco del comune di Ponte di Piave, Paola Roma, grazie di esserci. Grazie a voi, buongiorno a tutti e anche agli ospiti. L'arduo compito di raccontarvi e raccontarci, perché anche a me, come avverrà questo cambiamento, perché ne parliamo in modo particolare. Grazie della collaborazione dello SPCGIL del Veneto, che porta alla luce e dedica questi spazi, dedica al sociale, perché sostanzialmente è un ruolo sociale molto importante. Ne ha parlato più volte anche in ambiti congressuali, significativi o territoriali, però noi ci rivolgiamo a voi che state a casa e che magari non avete la possibilità, la voglia, il tempo di andare fuori a seguire queste occasioni di incontro che, chiedo a lei sindaco, ci sono nei comuni questi momenti di aggiornamento, vero? Sì, diciamo che ci sono degli incontri in cui le amministrazioni seguono per lo più dei temi specifici che riguardano la parte anche di prevenzione, la parte proprio di intervento rispetto alle politiche legate al sociale, e poi naturalmente poi ci sono dei momenti di incontro creati per tutte le amministrazioni comunali, però per i cittadini è sempre difficile, anche dato gli orari, cercare di inserirli in tematiche un po' particolari che vanno effettivamente a cambiare un po' tutto lo scenario che attualmente hanno, però credo che queste siano appunto delle occasioni per ribadire anche cosa fino ad oggi i nostri servizi sociali hanno fatto, e quindi quel presidio sul territorio per garantire i diritti ai cittadini legati proprio a tutte quelle attività di servizi, prestazioni e destinate proprio ai cittadini. Parliamo dei minori, di disabilità, di anziani, di servizio civile, una serie di attività che i comuni rispondono ai propri cittadini attraverso i nostri servizi sociali. In molti casi diamo anche l'assistenza domiciliare con direttamente del personale interno all'amministrazione, altre volte invece unitamente a prestazioni che eroghiamo attraverso le cooperative oppure delle collaborazioni previste dalle norme giuridiche proprio con ulteriori enti. Però un presidio sul territorio fondamentale anche per quelle piccole attività che possono essere legate per esempio ai pasti, alla consegna dei pasti, ma poi a tutta quelle attività legate al terzo settore come il sollievo, l'opportunità che diamo anche alle famiglie rispetto a persone che hanno del decadimento cognitivo di dare delle risposte anche con i centri sollievo, e quindi grazie all'attività dei volontari, ma poi ovviamente tutto quello che naturalmente ha a che fare con l'individuo stesso e delle situazioni in cui si può trovare anche temporaneamente a dover avere una mancanza di autonomia propria o la difficoltà di avere proprio anche i familiari presenti nel proprio territorio a breve distanza. Parliamo per esempio in questi casi dell'utilizzo del telesoccorso oppure di accompagnare la persona presso i luoghi di cura, cose che garantiamo anche attraverso l'attività dei nostri volontari e che quindi vengono seguite anche in questo caso da parte delle amministrazioni comunali. Perfetto, grazie mille, estremamente esaustivo a questo punto. Chiedo a lei segretario, però i servizi sociali per voi come sindacato che cosa hanno rappresentato fino a questo momento? Grazie all'intervento del sindaco abbiamo capito che sono tanta cosa e che forse alcuni che ci stanno a sentire hanno detto caspita non sapevo che ci fosse anche questo, perché non tutti ne sono a conoscenza e non tutti hanno anche la possibilità di accedere, no?
Che cosa rappresentano quindi? E quindi spieghiamo anche questo tipo di approfondimento che stiamo facendo. Sì, i servizi sociali per quanto ci riguarda sono uno dei compiti fondamentali che hanno i comuni. Sono di fatto il presidio nel territorio per tutte le situazioni di difficoltà o di disagio che le singole persone si trovano a vivere. Perché anziani, perché in situazione di non autosufficienza, perché sempre di più single e quindi in una situazione in cui diventa difficile affrontare anche i temi normali della vita, ma anche per quanto difficoltà economiche, quindi i bonus piuttosto che il pagamento di bollette o comunque di contributi, ma anche per quanto riguarda i minori, per quanto riguarda in tanti casi anche l'accesso ai centri di servizio piuttosto che a strutture specializzate. Sono un punto fondamentale, sono un punto che però si è sviluppato nel tempo in maniera un po' diversificata, dico così, da comune a comune, perché ci sono esperienze diverse, ma perché ci sono anche le dimensioni stesse dei comuni e quindi anche le capacità di intervento anche dal punto di vista finanziario, non solo umano, che hanno creato situazioni di differenziazione tra i cittadini. Ecco, e solo recentemente anche a livello nazionale con quelli che vengono chiamati LEPS, poi casomai Gianfranco entrerà più nel merito, si è cominciato a dare una sistematizzazione a questa partita. Interrompo solo un secondo, qui ha toccato cambia da comune a comune. Sindaco, chiedo a lei un attimo una spiegazione. Ponte di Piave, corretto, quanti abitanti ha e quanto in base alla disponibilità economica può fare o non può fare perché mancano i finanziamenti? Poi noi qua ci sono delle immagini che scorrono sui video e mostrano tanti ambiti del sociale dove è fondamentale che ci siano questi servizi. Sì, allora come abitanti abbiamo 8.400 abitanti, abbiamo una superficie metri quadrati abbastanza importante, quindi anche tante frazioni e tante situazioni quindi di isolamento anche rispetto ovviamente alla distanza dal capoluogo. Ecco perché prima facevo l'esempio anche di tutta quell'attività posta in essere per accompagnare gli anziani presso i luoghi di cura, fare le visite, eccetera, se c'è la mancanza ovviamente da parte dei familiari e dei parenti più prossimi. Dall'altra parte naturalmente a livello di personale adesso il LEPS, che appunto di cui si parlerà dopo, individuano una ogni 5.000 abitanti come assistenti sociali. Noi appunto rientriamo in questa casistica e abbiamo poi tra le altre cose attivato attraverso l'assistenza domiciliare un'ulteriore opportunità di un assistente sociale in più all'interno della nostra situazione, proprio perché a livello di personale abbiamo anche dei blocchi imposti rispetto alle assunzioni che derivano da mancate assunzioni fatte tanti anni fa, in particolare nel 2008, dove nel nostro comune non si sono effettuate quelle assunzioni che dovevano essere all'interno della pianta organica, e ci troviamo oggi ad avere un assistente sociale in meno che doveva starci invece all'interno della pianta organica. Dall'altra parte abbiamo poi l'opportunità di avere dei volontari del servizio civile, dei ragazzi che collaborano naturalmente con la parte del servizio civile, e poi abbiamo però voluto tenere, e questo per fortuna ce l'avevamo già presente nel 2008, due assistenti domiciliari che sono proprio personale dipendente dell'amministrazione comunale. In questo caso appunto ci permette di avere anche quella conoscenza proprio dei casi particolari del territorio e di poter anche gestire in questo modo ovviamente le situazioni. Apro però una situazione nella quale poi andando in pensione, quindi necessariamente anche in base a quello che succederà poi dovremo andare a sostituire anche questo personale. Perfetto, la interrompo, benissimo, esaustiva. Allora, no, è importante l'intervento del sindaco perché ci va concretamente. Qua mi viene da pensare, c'è un sindaco bravo che cerca di fare tante cose, c'è un sindaco che magari invece ha meno disponibilità, non riesce a fare tanto, oppure non ha anche la capacità, perché insomma bisogna valutare tanti parametri. Questi LEP che cosa sono e perché se ne parla? Allora, i livelli essenziali delle prestazioni sono un tema che oggi è all'ordine del giorno
per esempio tutto il tema a livello nazionale, proprio se ne parla a livello certo, nazionale, quando si parla di autonomia, dell'autonomia, esatto. uno dei requisiti per poter addivenire appunto all'autonomia è che siano definiti a livello nazionale i livelli essenziali delle prestazioni. Che significa che cosa? Significa quali sono i livelli di intervento in vari settori, dall'istruzione alla sanità, al sociale, eccetera, che lo Stato deve garantire. Minimi, perché poi ovviamente ognuno può aggiungerne, ma quelli minimi che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani. Cioè, per esempio, il sindaco diceva un assistente sociale ogni tot, il minimo livello sindacale. Sì, allora, noi abbiamo in Italia dal 2000 i livelli i LEA, che sono i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria. Quindi con questi noi sappiamo quali sono le prestazioni sanitarie a cui io posso accedere gratuitamente o pagando il ticket, ma in tutta Italia, sono uguali dappertutto. Poi magari vengono erogate con modalità, però questi sono uguali dappertutto. E io so che questo è un diritto esigibile. Quindi, per dire, faccio un esempio, un intervento di chirurgia al naso può essere un LEA se io ho il naso storto e per respirare meglio me lo faccio raddrizzare. Quindi bene, questo è un livello essenziale, perfetto. È un intervento che io faccio e gratuitamente. Che dalla Lombardia alla Calabria... Se invece faccio un intervento per correggere esteticamente il naso, quello non è un livello essenziale. Perfetto. Bene, adesso noi stiamo parlando di livelli essenziali per un'altra area dello Stato sociale, cioè l'assistenza sociale. Quindi non quello sanitario, ma quello sociale, che è l'altro ambito. Fino ad oggi non ci sono stati i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Da qualche anno lo Stato ha cominciato attraverso provvedimenti specifici a introdurre alcuni livelli, la sindaca prima citava appunto il livello dell'assistenza sociale 1 ogni 5.000, ma ce ne sono già parecchi definiti. Bene, questi livelli devono essere erogati, dovrebbero essere erogati e garantiti in tutto il territorio dello Stato italiano. Da chi vengono erogati? Allora, mentre, come si diceva prima, fino ad oggi praticamente il compito dei servizi sociali è in capo ai singoli comuni, quindi il singolo comune, esatto, con gli ambiti territoriali sociali, che è il tema di cui stiamo parlando, la competenza di erogazione passa all'ATS. Che cos'è l'ATS? È un'aggregazione di comuni, in Veneto la legge ne ha definiti 21, diventeranno probabilmente 24 e corrispondono ai distretti sanitari. Bene, questi ATS sono aggregazioni di comuni e i servizi, soprattutto quelli legati ai livelli essenziali delle prestazioni, devono essere garantiti ed erogati dagli ambiti, non più dal singolo comune. Okay. Questo, tra l'altro, implica una conseguenza importante, perché questo dovrebbe consentire di superare la frammentarietà e la differenza che c'è oggi sul territorio. Esatto, se il nostro sindaco è un bravo sindaco, capace, tutto eccetera, e ha grande anche attitudine sociale, i cittadini sono fortunati perché avranno dei servizi particolarmente efficienti. Se viceversa c'è un altro comune con meno abitanti, dove il sindaco magari ha meno esperienza, eccetera, c'è un servizio diverso. Così non dovrebbe più accadere, giusto Gagiolo? Sì, è questa una delle filosofie di fondo di questa riforma. Il sindaco prima diceva c'è uno standard che prevede un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e lei faceva l'esempio parlando di un comune di 8.300 abitanti, certo, se non vado errato. Sappiamo che in Veneto la stragrande maggioranza dei comuni non arrivano ai 5.000 abitanti. E non si sono accorpati nonostante... E qualcuno si è accorpato, qualcuno no, qualcuno ha l'assistente sociale a scavalco, qualcuno ha gli assistenti domiciliari a scavalco. E scavalco vuol dire condivisi tra un comune e l'altro, dopo ci parlerà del pro e contro. E quindi in sé la filosofia di questa riforma dovrebbe essere appunto quella di mettere assieme i comuni,
poi noi abbiamo diverse critiche rispetto a questo, ma lo vedremo dopo, mettere insieme i comuni per riuscire a evitare la frammentazione e dare i servizi in maniera omogenea. Perfetto, qua mi serve nuovamente l'intervento del sindaco perché così questo porta sulla realtà la questione, però segretario, cioè, intervenga anche lei perché ovviamente ha avuto una competenza per tanti anni sul campo e quindi sa anche fare degli esempi concreti. Come la vede la cosa, sindaco? Potrebbe essere di aiuto per i suoi concittadini, perché poi parleremo anche del personale con il segretario che invece si vedrà l'altro spaccato. Potrebbe essere meglio o peggio una gestione di questo tipo? Comunque ci sarà. Guardi, la parte legata un po' agli ambiti abbiamo già visto dei timidi sviluppi già degli stessi con alcuni fondi, no? Per esempio il fondo per la parte legata a tutto quello che riguarda la povertà e inclusione sociale, quindi l'abbiamo visto anche nella missione 5 del PNRR che ha individuato i capofila degli ambiti territoriali sociali come soggetti attuatori, diciamo che ha iniziato a palesare questa cosa qua già attraverso alcuni fondi che arrivavano ai comuni e poi venivano sostanzialmente al capofila e li girava a tutti quanti i comuni, ovviamente cercando di condividere questo tipo di intervento. È chiaro che si tratta di un intervento poi strutturale che ha bisogno di andare ad individuare proprio anche le volontà dei sindaci dei territori, nel senso che è chiaro che la normativa nazionale ha poi dato a quella regionale e la regionale adesso sta facendo dei decreti attuativi che saranno poi nel numero di 6 proprio per andare ad esplicare nei vari territori. È chiaro che ogni territorio si dovrà confrontare perché, come giustamente è stato detto da chi mi ha preceduto prima, ci sono determinate situazioni nei territori che hanno delle differenze. Io portavo l'esempio, per esempio, della distanza dalle frazioni al capoluogo, situazioni in cui magari abbiamo delle persone che non usufruiscono anche dei servizi direttamente, abbiamo bisogno di avere dei cuscinetti e degli interventi anche personalizzati in certe situazioni, tanto che è chiaro che vengano messi da parte delle amministrazioni degli interventi differenziati anche rispetto ovviamente a quelle che sono le peculiarità del territorio. Ovviamente dovremo individuare insieme un'architettura generale nella quale si possa dare delle risposte anche uniformi, ma non dimenticando determinate peculiarità. Porto un esempio, l'assistenza domiciliare, che è quella che noi eroghiamo attualmente ai nostri cittadini sul territorio, è chiaro che è uno di quei temi sui quali ci dovremo confrontare anche con gli altri territori per individuare anche un'omogeneità della stessa su tutto il territorio, permettendo chiaramente delle valorizzazioni di alcune situazioni in cui in altri territori già vengono utilizzate. Porto ad esempio, io portavo l'esempio delle mie assistenti sociali che fisicamente sono loro che garantiscono ai nostri cittadini l'intervento come assistenza domiciliare, quindi per esempio la cura della persona piuttosto che la parte relativa anche all'igiene, alla stessa. Ci troviamo in altri comuni che hanno già, sono intervenuti invece con un procedimento diverso, che è stato quello per esempio dell'affidamento all'interno di una convenzione passata in consiglio comunale di un servizio ad un soggetto che si prende cura poi di questo, quindi altri soggetti, non quel rapporto magari nel nostro caso dell'assistenza domiciliare, dell'OSS che naturalmente conosce già l'anziano, ma di alcune persone differenti da quelle che normalmente i nostri anziani sono abituati a vedere nel corso di questi anni. Ecco, anche un passaggio di questo tipo. Grazie. Passo di qua perché mi è venuta in mente una cosa, ha parlato di assistenti sociali, di personale che lavora, quindi adesso è lasciato molto, da quello che intendo dalle parole del sindaco, anche alla predisposizione, alla buona volontà delle persone che lavorano nei servizi, adesso chiamiamoli i servizi sociali, poi faremo il balzo nell'altra parte della trasmissione negli ATS, giusto? Certo, innanzitutto mi riallaccio a quello che diceva. È chiaro, come tutti i servizi che hanno a che fare con le persone, che hanno a che fare con le fragilità, con le disabilità, con le fasce più deboli, più fragili della popolazione, è evidente che il rapporto e anche la qualità della prestazione del lavoratore e della lavoratrice diventa fondamentale, e anche le condizioni in cui opera il lavoratore e la lavoratrice diventano fondamentali poi per
la prestazione che viene data. Quindi siamo in un ambito in cui sicuramente il rapporto di lavoro, condizione di lavoro e condizione e rapporto della prestazione sono strettamente legate. Posso dire in cui piccolo è bello? Ma non per forza in realtà, non per forza, nel senso che forse ci piacerebbe, sarebbe più semplice rispondere che piccolo è bello, però in realtà ora noi abbiamo collegato il sindaco Roma, con cui abbiamo avuto anche modo di interloquire in questi mesi sul tema, che ha un comune piuttosto strutturato. Probabilmente se andassimo a fare questa domanda agli abitanti di un comune, adesso non facciamo nomi ovviamente, però di un comune più piccolo in cui magari il servizio sociale è stato meno curato, ci risponderebbe diversamente. Quindi in realtà di per sé il fatto di provare a fare sinergia e a fare rete e a strutturare un servizio sociale su un ambito più vasto potrebbe portare a dei benefici. Certo che come noi lo facciamo non è indifferente. Allora interrompiamoci qua. Come viene fatto? Come può essere fatto? Qual è il ruolo anche delle persone che ci operano? Non è secondario, anzi, quindi non solo l'organizzazione, l'impianto normativo, ma anche chi ci lavora. E poi parleremo anche delle criticità e di altro ancora. Abbiamo l'intervallo pubblicitario, qualche secondo, restate sempre con noi.